Allora, io sono Vittorio Pelligra, sono un economista, mi occupo in realtà come tema di ricerca mi occupo dei rapporti tra economia e psicologia, in particolare studio le scelte economiche che hanno a che fare con le motivazioni prosociali, quindi altruismo, reciprocità, fiducia, questi temi qua, che trovano nell'ambito dell'economia sociale un'applicazione naturale, quindi anche questo mondo dell'economia sociale e dell'innovazione sociale è un mondo che mi affascina molto e del quale mi sono occupato, che mi piace. Siamo qua all'Exme per questo convegno sull'impresa sociale. Sono molto contento di essere qua, di aver ricevuto questo invito per parlare appunto di dialogare sul tema dell'impresa sociale, dei rapporti col territorio, del privato che si prende cura degli interessi pubblici. Il rapporto con Domus Dei nasce perché nei miei giri appunto per l'Italia a raccontare storie di innovazione sociale, un giorno appunto ho iniziato a raccontare l'esperienza di Domus Dei Luna, di alcune attività interessanti che mi sembravano particolarmente innovative, capaci di unire insieme sociale e business in maniera armonica e non contraddittoria. Un'impresa non sociale è un'impresa non responsabile, che vuol dire un'impresa che non dà risposte alle esigenze del territorio, della comunità nella quale è inserita. Quindi è un'impresa che si dà come unico fine quella della massimizzazione del profitto e fa questo come unico, cerca di raggiungere questo fine come unico fine, indipendentemente dalla qualità dei mezzi che vengono utilizzati. L'interesse dei privati nel tutelare aspetti pubblici della vita in realtà non è una cosa nuova, è una cosa che ci siamo dimenticati, ma in Italia in particolare ci sono esperienze che partono dal monachesimo e arrivano fino dell'anno 1000, arrivano fino al Risorgimento. In realtà esperienze nelle quali le comunità si facevano cura dei bisogni dei loro membri in vari modi, con esperienze anche molto innovative. Si pensi ai Monti di Pietà o ai Santi Sociali di Torino, insomma. Poi a un certo punto, per vicende storiche un po' complesse, questo modello di cura del territorio e delle comunità è cambiato, è subentrato in maniera pesante lo Stato da una parte e dall'altra il mercato, e in qualche modo il civile che stava in mezzo è stato espulso per ragioni varie, essenzialmente legate a una ristrutturazione del modello economico. Adesso il civile cerca di riprendersi il suo legittimo spazio, direi.